A novembre dello scorso anno, dopo una settimana che era stato siglato il protocollo d'intesa tra la nostra regione ed RFI, avevamo depositato un'interrogazione a risposta orale all'assessore Santoro per capire come mai all'interno di questo protocollo ci fosse una voce di investimento per il raddoppio della linea ferroviaria Udine-Cervignano pari a 541 milioni di euro. In realtà non capivamo come mai nel corso degli anni si fosse quasi triplicato il costo di questa opera. Infatti nel settembre 2012, nell'analisi costi-benefici allegata al vecchio progetto della TAV Venezia-Trieste, RFI indicava come necessari 250 milioni per raddoppiare il tratto Cervignano-Udine. Solo che di questi 250 milioni una buona parte, circa 60, erano destinati al nodo ferroviario di Udine e quindi in realtà ne rimarrebbero solo 190 per il raddoppio della Udine-Cervignano. Tant'è che un paio di anni dopo, anche nell'aggiornamento di programma che RFI presenta anche ogni anno alle Camere, abbiamo una cifra stanziata per 170 milioni prevista per il completamento del raddoppio della Palmanova Udine. E quindi noi da queste incongruenze abbiamo depositato un'interrogazione. Il 16 dicembre, nel corso della legge di stabilità, visto che lì si parla di soldi e di investimenti, avevamo portato anche la vicenda in aula, cercando di capire dall'assessore competente Maria Grazia Santoro quale fosse il motivo per cui si arrivasse a questo triplicamento di fondi previsti per raddoppiare la Udine-Cervignano con cifre che andrebbero quasi a 30-35 milioni per chilometro, una cosa assurda visto che non si tratta neanche di una linea ad alta velocità. Ebbene, sentite cosa ci aveva risposto l'assessore in aula. Io credo che il tema sollevato da Sergo per quanto riguarda la ferrovia meriti davvero un momento suo di riflessione e quindi attendo l'interrogazione in modo tale da dare risposta puntuale a tutti gli elementi. Ebbene, dopo 4 mesi di riflessione abbiamo ricevuto la risposta dell'assessore Santoro. Eccola. Relativamente alla stima dei costi per il raddoppio della Udine-Cervignano, si tratta di quanto indicato dalle strutture tecniche di RFI. Punto. Una riga e mezza di un foglio A4 per rispondere alla nostra interrogazione. Questo significa che la Presidente Serracchiani lo scorso novembre è andata a Roma, ha firmato il protocollo d'intesa con RFI senza neanche chiedersi a cosa serviranno 540 milioni di euro, senza neanche chiedersi perché fino a 2 anni fa RFI chiedesse meno di un terzo per realizzare la stessa opera. E noi ci ritroviamo adesso anche con questo accordo firmato sul groppone. Io sinceramente mi sento preso in giro da una risposta del genere, non me l'aspettavo, ecco perché abbiamo voluto fare questo video per far sì che ci aiutate tutti quanti voi a divulgare queste informazioni. Io vi chiedo non solo questo, ma vi chiedo un altro aiuto.